Mister, i punti, primo tempo avete meritato qualcosa di più, poi in secondo tempo molto equilibrato, che partita è stata? Ma credo la sua sintesi è perfetta. Avevamo voglia di fare una partita importante contro una squadra che anche oggi ha meritato la classifica che ha e quello che ha fatto nelle 4 partite precedenti. Siamo contenti che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo minimo. Adesso, visto anche gli altri risultati, è tutto ancora aperto per noi anche per arrivare nelle primissime posizioni e vediamo domenica contro la Genoa Calcio. Siamo contenti di questo primo step e poi adesso vedremo dalle prossime partite. Proprio parlando di questo primo step, visto questo girone, dal punto di vista tecnico del gioco e dal punto di vista dei risultati, qual è il bilancio? Ma noi siamo contenti, ripeto, perché il primo obiettivo era quello di passare il primo turno. Non ci dimentichiamo che una squadra forte e importante come il Campo Morone è rimasta fuori da questa qualificazione. Questo sta a significare che nel calcio nulla è scontato. Se non sbaglio, appunto oggi ad esempio la Cairese, che è una squadra importante, ha pareggiato con il Varazze. A volte quello che sulla carta può sembrare scontato non è assolutamente così. Abbiamo visto anche, ripeto, in queste 5 partite il finale con una squadra diversa rispetto all'inizio stagione, con tanti ragazzi giovani, sono in questo momento primi, quindi noi siamo contenti e poi adesso giocheremo domenica, vedremo la classifica finale e poi andremo a giocarci i quarti di finale contro qualsiasi squadra senza problemi.